Bene, oggi vi parlo di un prodotto che si chiama Morbido Tocco Italiano. È un prodotto che ha una caratteristica importante, è iperlavabile, quindi dà tutte le garanzie per le persone più esigenti in termini di lavabilità. Addirittura è classificato HACCP, quindi usabile in cucine, ospedali e così via. Ma è opaco, quindi ha un aspetto molto piacevole al tatto e soprattutto non lucido, che ci dà una sensazione di comfort e di casa. Come al solito abbiamo un bel catalogo, abbiamo le piastrelle del prodotto reale, quindi toccabile, abbiamo le solite bellissime foto. Una delle caratteristiche di questo prodotto è che può essere usabile anche su superfici di legno, difatti qui faremo una prova su questo pannello in medium density, è usabile quindi per porte, è usabile per coprifili, per mensole. Qui c'è tutta una spiegazione nel catalogo. Si applica a rullo, adesso ve lo faccio vedere, e si presenta le solite 200 varianti di colore. Oggi vi facciamo vedere un colore chiaro e lo mescoliamo come al solito con i nostri additivi e vi faccio vedere come. Ecco, allora il colore adesso è pronto e possiamo andarlo ad applicare. Qui andiamo ad applicare su un pannello di medium density, quindi possiamo applicarlo su qualsiasi superficie purché sia preparata. Adesso noi andiamo a dare la prima mano, non ha bisogno di nessun primer e applichiamo la prima mano. Alla fine faremo una seconda mano e vediamo il risultato. E poi vi faccio vedere come ci dobbiamo comportare con vetro opaco. Parete asciutta, sarà passate un paio d'ore, è già omogeneo, ma per averlo perfetto, come al solito, diamo una seconda mano. Passate 12 ore, anche la seconda mano è completamente asciutta. Cosa abbiamo? Abbiamo una superficie completamente opaca, già piacevole al tatto. È Morbido Tocco Italiano, è già la base, questa è la base che abbiamo applicato, già di suo piacevole al tatto, ma andremo a renderlo ancora più piacevole con il prossimo passaggio, che si fa con il nostro vetro opaco, diluito al 30%, e viene applicato con il nostro rullo solito PE15, lo stesso che abbiamo usato per Morbido Tocco base. E andiamo a finirlo con vetro opaco diluito. Bene, allora siamo alla conclusione di questo tutorial. Abbiamo una bellissima tinta unita, avete visto, molto facile da applicare, al tatto molto piacevole, aiutato da questo vetro opaco che abbiamo dato in finale e che rende il prodotto iperlavabile e rispondente alla certificazione di HACCP, quindi di grande performance. Va su legno, va su stipiti, quindi possiamo fare i coprifili delle porte e possiamo fare anche, come vedete qua, una porta. In questo modo riusciamo ad uniformare tutto, quindi riusciamo ad avere questa immagine di prodotto che può andare su tutte le pareti, su tutte le superfici.
Adesso, tanto per giocare un po' con voi, per concludere in bellezza, vi faccio vedere perché è iperlavabile. Un bel pennarellino, così i vostri bambini si possono divertire, poi vi mando Paolo che pulisce in un battibaleno. Perfetto, quindi avete visto, è assolutamente iperlavabile. Naturalmente non prendete per divertimento dei pennarelli quelli indelebili, perché allora lì andiamo a combattere, non è quella la prestazione. Però questo prodotto è interessante perché vi dà la possibilità di decidere che livello di protezione e garanzia volete avere. Quindi se non avete bisogno di protezione, per esempio dovete fare un soffitto, non dovete dare vetro opaco. Se invece avete un'area di contatto, un corridoio, oppure la camera del bambino o la cucina, andremo a mettere vetro opaco e abbiamo una totale garanzia. Quindi scegliete voi che tipo di finitura dare alla vostra casa e resistenza alla vostra casa. Buon divertimento!